un tempio a pianta ottagonale, quindi iscrivibile all'interno di un cerchio. È stato realizzato alla fine del Cinquecento per custodire un'immagine della Vergine ritenuta sacra dalla popolazione di Rovigo, ed è un vero gioiello in quanto racchiude al suo interno una galleria d'arte ed è completamente rivestito da 74 teleri realizzati dai più importanti pittori del barocco veneto nell'arco di 40 anni.